Eccoci qua cari amici, partiamo con il quinto filmato della fiera auto d'epoca a Padova. Oggi 24 ottobre del 2020, meno gente degli anni scorsi, emergenza sanitaria eccetera eccetera. E niente, qua il Marvin dotato di mascherina è qua che insomma cerca di portare a casa traccia di auto storiche. Ecco qua, intanto abbiamo questa bellissima Ford RS del 2000, RS 2000 del 1976, auto chiaramente spettacolare nella sua linea per quegli anni. Mi piacciono molto questi cerchi, eccola qua, appassionati qua di vecchie Ford, eccola qua. Vi illustro così quest'auto che c'è qua in esposizione. Prezzo, come dicono qua, viene solo quasi 30.000 euro, 29.500. Dicono che è stato fatto appunto tutto il restauro, ci sono tutte fatture documentate. Eccolo qua, bellissima Ford RS 2000 messa in memoria, una Ford Escort chiaramente RS 2000, bellissima, le vere Escort, eccola qua, anche questa targata a Bari. Facciamo onore a tutti i pugliesi della città di Bari, eccola qua, Poi abbiamo qua questa Fiat, però dai, insomma, lasciamo spazio a questa grande auto. E poi ragazzi, per concludere questa prima traccia di filmato, abbiamo questa Lancia Beta Monte Carlo che il prezzo si aggira sui quasi 13.000 euro. Erano partiti con un prezzo un po' più alto. È un'auto molto bella per me, targata tra l'altro Trento, della mia città, e presenta chiaramente qualche traccia di usura soprattutto nei paraurti. Eccola qua, questa è un po' la fiera di Padova, dove salutiamo la nostra Jo che purtroppo quest'anno ci manca. E niente, insomma, ci godiamo quello che possiamo portare a casa. Intanto ci godiamo questa Beta Monte Carlo Pininfarina, spettacolare. Ripeto, guardate qua, il prezzo partiva da 15.700, è stato riabbassato a 12.900. Eccola qua, vi facevo vedere appunto traccia di usura qua di questo paraurti scheggiato, però lo stesso l'auto è sempre bella e chi ha la possibilità di spendere determinate cifre. Eccola qua, e con questo il vecchio Marvin vi saluta e andiamo avanti con i filmati. Ciao a tutti, alla prossima, viva Fiera Auto d'Epoca Padova e tutti gli amici del canale che commentano tutte le auto insomma che presento. Ecco qua c'è una leggera bottarella ma ci sta. Ragazzi, ciao a tutti, salutiamo tutti, Alberto Viani, Roberto Gialdi, Michelino, Max eccetera eccetera. Alla prossima, viva la Jo.